Al governo chiediamo appunto che sia inserita la norma valorizzazione delle professioni infermieristiche dentro il testo di questa finanziaria e che si allontanino, tolgano le mani dalla riduzione delle pensioni del personale sanitario. Giù le mani dagli infermieri, altrimenti la sanità veneta sarà sempre più in difficoltà. È un grido d'allarme forte e chiaro quello che gli infermieri del sindacato Nursing Up lanciano da Vicenza, dove hanno consegnato una lettera per il governo al prefetto. I problemi sono molti, ma sono molte anche le sirene che arrivano sia dal privato che dall'estero. Voglio segnalare che noi professionisti italiani veniamo richiesti a gran voce e con offerte molto allettanti all'estero. Attualmente la Svezia, la Norvegia, l'Inghilterra stessa o anche i paesi medio orientali ci offrono delle condizioni di lavoro molto gratificanti. Da questo punto di vista la situazione potrebbe diventare drammatica per il pubblico, alle prese con quella che può trasformarsi in un'emorragia di personale qualificato. Quest'anno per la prima volta l'offerta formativa è stata superiore rispetto al numero di iscrizioni degli infermieri, dei nuovi studenti, quindi parliamo di una crisi che poi si rivolgerà nei prossimi 3-4 anni verso tutto il sistema sanitario veneto e non solo veneto, anche lombardo o emiliano. Questo significa che nel prossimo futuro ci troveremo ad avere sicuramente circa 300 sui 600 posti a bando disponibili in meno di infermieri. La situazione è chiara: o si mettono gli infermieri in condizione di lavorare oppure le cose sono destinate a peggiorare rapidamente. Se non ci mettono in condizioni di lavorare, purtroppo il nostro lavoro peggiorerà negli anni, avrà una carenza qualitativa e questo si traducerà in un'assistenza che andrà ad aggravare sempre sui cittadini.